Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel dedicato alle DOP e alle IGP del Veneto. Continua quindi il nostro tour attraverso questi importanti prodotti del nostro agroalimentare, appunto riconosciuti dai marchi di qualità dell'Unione Europea, le denominazioni di origine. E siamo in collegamento oggi, il nostro viaggio approda ancora in provincia di Vicenza per conoscere la soppressa vicentina DOP. E proprio per questo siamo in collegamento con Marco Fantin, che è il referente dell'Associazione Produttori Soppressa Vicentina DOP. Buongiorno Marco, grazie per essere oggi qui con noi. Buongiorno a voi. Cos'è la soppressa innanzitutto? Beh, la soppressa è l'insaccato tipico del Veneto, è diciamo così appunto un insaccato di forma cilindrica molto grosso e che ha estremamente dolce e delicato, sono le sue caratteristiche principali, è morbido. Sì, noi adesso ci vediamo una scheda tecnica così per inquadrare bene questo prodotto e poi ci risentiamo. Prego regia. La soppressa vicentina DOP è un prodotto di salumeria insaccato a grana medio-grossa ottenuto esclusivamente da carne di suini di razza Large White, Landrasse e Duroc, nati e allevati in provincia di Vicenza. La zona di produzione della soppressa vicentina DOP interessa esclusivamente l'intero territorio della provincia di Vicenza e in particolare l'area compresa fra le piccole Dolomiti, l'altopiano di Asiago e i colli iberici. La soppressa vicentina DOP ha un solido e antico legame con il territorio d'origine. Si pensi che il pittore Jacopo Bassano la rappresentò nel 1577 nel dipinto Cristo in casa di Marta, Maria e Lazzaro, oggi conservato a Houston negli Stati Uniti. Dal punto di vista produttivo, la soppressa vicentina DOP è ottenuta seguendo le modalità tradizionali tramandate attraverso i secoli dai contadini vicentini. Nello specifico vengono adoperati solo le parti più pregiate del maiale, quali coscia, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola e lombo. I tagli di carne selezionati vengono macinati a grana medio-grossa. Alla carne macinata vengono aggiunti sale e pepe precedentemente miscelati e la tradizionale consa, una miscela di cannella, chiodi di garofano, rosmarino e a volte aglio. Il tutto viene amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro, fino al limite della smelmatura, vale a dire la perdita di consistenza. L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali di bovino aventi un diametro minimo di 8 cm. Il prodotto viene successivamente legato con spago non colorato. Gli insaccati vengono poi fatti sgocciolare per 12 ore a temperature comprese fra i 20 e i 24 gradi centigradi e quindi fatti asciugare per 4-5 giorni. Infine, vengono messi a stagionare per un periodo che varia in funzione della pezzatura. Minimo 60 giorni per la pezzatura compresa tra 1 kg e 1,5 kg, fino a un minimo di 120 giorni per la pezzatura compresa tra 3,5 kg e gli 8 kg. La consuetudine vuole che la soppressa vicentina DOP venga conservata in ambienti freschi e asciutti, appesa al soffitto dove si mantiene per circa 12 mesi. Rientriamo in studio, siamo in collegamento con Marco Fantin, che è il responsabile dell'Associazione Produttori Soppressa Vicentina. Marco, noi di solito ci colleghiamo con il Consorzio di Tutela. Per quale motivo quindi la Soppressa Vicentina DOP non ha un consorzio di tutela, ma questa associazione di scopo? Allora, il consorzio esisteva fino a qualche anno fa, poi è stato chiuso. Attualmente, come produttori abbiamo creato questa associazione di scopo per fare una revisione e un aggiornamento del disciplinare. E siccome appunto mio padre è il legale rappresentante dell'azienda capofile, ho la delega appunto a seguire le pratiche di questa revisione e riaggiornamento del disciplinare. Allora, e partiamo subito con perché il disciplinare deve essere revisionato.
Beh, molto banalmente, si tratta di un disciplinare che ha 20 anni. Sono cambiate in particolare le metodologie di allevamento, le buone pratiche rispetto a quelle che potevano essere delle buone pratiche di 20 anni fa. Le conoscenze, la tecnologia e quindi anche la scienza dei mangimi si evolvono e quindi per garantire un maggior benessere all'animale e una miglior resa del prodotto sì, risulta essere insomma dei punti focali per questa modifica. Poi ci sono anche altre piccoli aggiustamenti che abbiamo ritenuto fare nel rispetto della tradizione e anche del miglioramento del prodotto, per cui appunto da da ormai 3 anni stiamo portando avanti questo progetto. Logicamente l'epidemia che è attualmente in corso ha molto rallentato quelle che sono le pratiche, quello che è l'iter. Sì, ascolta Marco, quanti sono i produttori della soppressa vicentina, che ricordiamo, come abbiamo ricordato nella scheda, è un prodotto esclusivo della provincia di Vicenza? Assolutamente sì, il prodotto ha ottenuto la DOP appunto all'interno della provincia di Vicenza per una questione di storicità. Comunque attualmente i produttori di soppressa vicentina DOP sono 4 e sono tutti rappresentati all'interno di questa associazione di scopo di cui abbiamo parlato. Senti, mediamente ogni anno quanta soppressa si produce? Allora, logicamente non essendoci più un consorzio, i dati sono a disposizione dei singoli produttori e dell'ente certificatore. Mi verrebbe da dire a spanne che comunque il consorzio è un consorzio abbastanza piccolo e siamo comunque sotto ai allora, 100.000 kg annui circa, un po' meno. Quindi significa che è una produzione di nicchia, abbiamo capito, ovviamente, che ha già un suo mercato ben definito. Possiamo dire quasi che si produce su venduto? Beh, un po' tutti cerchiamo di produrre sul venduto al giorno d'oggi. Il magazzino, almeno come si intendeva tradizionalmente, è diventato l'incubo di qualsiasi imprenditore, per cui si cerca di produrre sempre sul venduto. Logicamente poi ci sono dei progetti di sviluppo che tutte le varie aziende avranno e su quelli poi si calibrerà quella che è la crescita del prodotto, insomma. Sì, senti, ma quanto la soppressa vicentina DOP, da cosa si contraddistingue da un'altra soppressa, per esempio? Qual è la caratteristica principale? Secondo me delle caratteristiche principali sono due, una di natura tecnica e l'altra di natura sia tecnica ma che porta anche una resa molto diversa nel prodotto. Allora, la prima è che i maiali sono nati, allevati e macellati in provincia di Vicenza e quindi con un forte legame al territorio, ovviamente anche trasformati perché tutti i sanifici che producono la DOP sono in provincia di Vicenza. L'altra caratteristica che secondo me va a definire, oltre che tecnicamente anche a livello organolettico il prodotto, è il fatto che come da tradizione nella soppressa vicentina DOP va tutto il maiale, quindi si lavora direttamente nella mezzena e vanno tutti i tagli, il lombo, la coppa, la pancetta, la gola, tutta la coscia, tutti i ritagli, i triti, la spalla, quindi è un salume che ha una fortissima complessità, anche perché nella nostra tradizione una famiglia forse metteva via uno dei due maiali, metteva via 2 cosce e solo in alcune zone della provincia una famiglia di 2 maiali metteva via un paio di coppe, un paio di pancette, tutto il resto veniva macinato e quindi si aveva un salume che era fatto con una ricchezza di tagli che in altre zone d'Italia è difficile ritrovare. Ed è questa la caratteristica tradizionale della soppressa vicentina DOP, o meglio, è la caratteristica originaria della soppressa che la soppressa vicentina DOP ha messo come punto cardine del disciplinare. Bene, Marco, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Ricordo che siamo in collegamento con Marco Fantin, che è il referente dell'Associazione Produttori Soppressa Vicentina DOP. Questo straordinario prodotto veneto, quindi che sia vicentina in questo caso, o come la soppressa di Casada di Treviso o altre soppresse, è la soppressa un tipico prodotto veneto di straordinaria importanza proprio per il nostro agroalimentare. Ringraziamo quindi Marco Fantin e noi invece ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti.